Terza corsa, una prova per 2 anni, non vincitori di 5.000 euro nella carriera. Ottima l'ultima prestazione di Encantador Laxmi, che viene giocato come favorito. 1,55 la quota. Si va in partenza con l'autostart che ha acceso i lampeggianti e inizia a muoversi. In 8 al via, come abbiamo detto. 1 Emily Matley, Battista Congiu, 2 Electra Thor Roberto Vecchione, 3 Elettra Bye Bye Manuel Pistone, 4 Estel Matto VP dell'Annunziata, 5 Espresso GSO Natale Cintura, 6 Encantador Laxmi Lorenzo Baldi in seconda fila, 7 Eolo OP Enrico Bellei, 8 Ernesto Spritz Carmine Piscuoglio. Macchina inizia a prendere graduale velocità, entra in retta e va per lasciarli, si ritrae Espresso GSO. E allo stacco è molto veloce Estel Matto, che come da caratteristiche va al comando. Al largo c'è subito Encantador Laxmi, poi alla corda Electra Thor avanti ad Electra Bye Bye, quindi Emily Matley allo steccato. Dopo 100 metri di corsa Encantador Laxmi passa nei confronti di Estel Matto i primi 200 metri del favorito in 15,2. Ed Encantador Laxmi si installa senza problema alcuno al comando. In seconda posizione Estel Matto, in terza Electra Thor, mentre in quarta posizione è Emily Matley. All'esterno è rimasto Espresso GSO, che si porta in scia Electra Bye Bye, ed Ernesto Spritz guarda tutti da dietro Eolo OP. 33 per il primo quarto di gara, ha ottenuto la testa senza particolare spesa, ma poi come nell'ultima uscita cammina al comando Encantador Laxmi, che è un figlio di Bold Eagle e dell'ottima Teodora Caff, e davanti alle tribune numero guida 5 Espresso nei confronti di GSO Estel Matto, squalificato. che lo segue da vicino, mentre gli altri sono una quindicina di metri più indietro. 31,1 il secondo quarto di gara. Encantador Laxmi in vantaggio, Estel Matto nella sua scia. Poi in terza posizione ad ampio intervallo c'è Electra Thor, con di fuori Electra Bye Bye, quindi Eolo P ed Emily Matley. Primo chilometro in 1,16,7, allunga ora il battistrada, che prova a mettere in difficoltà Estel Matto, che è sollecitata per restare sulle tracce del leader, che ha sparato una frazione in 14,8 sulla retta di là, e ha preso un paio di salchi ad Estel Matto, che sembra un po' stanca, e a questo punto deve guardare soltanto di finire il percorso per arrivare seconda, perché il leader se n'è andato con una frazione in 15. Se ne va disinvolto Encantador Laxmi con Lorenzo Baldi, che a metà retta d'arrivo riprende in mano e chiude la pratica in maniera semplicissima. Seconda Estel Matto, al terzo con buon finish Eolo OP. 15,3 la retta d'arrivo in surplus, 2,1,8, 1,15,9 il ragguaglio cronometrico per Encantador Laxmi. Lorenzo Baldi che allena e guida per la scuderia Super Fantastica, figlio di Bold Eagle e Teodora Caff, come detto, che coglie la sua seconda vittoria in carriera, la seconda consecutiva, decisamente migliorato rispetto alle uscite di esordio. Si mostra come un soggetto interessante. Encantador Laxmi e Lorenzo Baldi a segno nella terza corsa dall'Arcoveggio.